Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Durante questo giubileo abbiamo riflettuto più volte sul fatto che Gesù si esprime con una tenerezza unica, segno della presenza e la bontà di Dio. Oggi ci soffermiamo su un passo commovente del Vangelo, nel quale Gesù dice, abbiamo sentito, venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Imparate da me che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. L'invito del Signore è sorprendente, chiama a seguirlo persone semplici e gravate da una vita difficile. Chiama a seguirlo persone che hanno tanti bisogni e gli promette che in Lui troveranno riposo e sollievo. L'invito è rivolto in forma imperativa. Venite a me, prendete il mio giogo, imparate da me. Magari tutti i leader del mondo possano dire questo. Cerchiamo di cogliere il significato di queste espressioni. Il primo imperativo è venite a me, rivolgendosi a coloro che sono stanchi e oppressi. Gesù si presenta come il servo del Signore descritto nel libro del profeta Isaia. E così dice il passo di Isaia. Il Signore mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. A questi sfiduciati della vita il Vangelo affianca spesso anche i poveri e i piccoli. Si tratta di quanti non possono contare su mezzi propri né su amicizie importanti e si possono solo confidare in Dio. Consapevoli della propria umile e misera condizione, sanno di dipendere dalla misericordia del Signore, attendendo da Lui l'unico aiuto possibile. Nell'invito di Gesù trovano finalmente risposta alla loro attesa. Diventando Suoi discepoli, ricevono la promessa di trovare il ristoro per tutta la vita. Una promessa che al termine del Vangelo viene estesa a tutte le genti. Andate dunque, dice Gesù agli Apostoli, e fate discepoli tutti i popoli, accogliendo l'invito a celebrare quest'anno di grazia del Giubileo in tutto il mondo. I pellegrini varcano la porta della misericordia aperta nelle cattedrali, nei santuari, in tante chiese del mondo, negli ospedali, nei carceri. Perché varcano questa porta della misericordia? Per trovare Gesù, per trovare l'amicizia di Gesù, per trovare il ristoro che soltanto dà Gesù. Questo cammino esprime la conversione di ogni discepolo che si pone alla sequela di Gesù. E la conversione consiste sempre nello scoprire la misericordia del Signore. E questa misericordia è infinita,
è insauribile. È grande la misericordia del Signore. Attraversando la Porta Santa, quindi, professiamo che l'amore è presente nel mondo e che questo amore è più potente di ogni genere di male in cui l'uomo, l'umanità, il mondo sono coinvolti. Il secondo imperativo dice: prendete il mio giogo. Nel contesto dell'Alleanza, la tradizione biblica utilizza l'immagine del giogo per indicare lo stretto vincolo che lega il popolo a Dio e, di conseguenza, la sottomissione alla sua volontà espressa nella legge. In polemica con gli scribi e i dottori della legge, Gesù pone sui discepoli il suo giogo, nel quale la legge trova il suo compimento. Vuole insegnare loro che scopriranno la volontà di Dio mediante la sua persona, mediante Gesù, non mediante leggi e prescrizioni fredde, che lo stesso Gesù condanna. Possiamo leggere il capitolo 23 di Matteo, no? Lui sta al centro della loro relazione con Dio e nel cuore delle relazioni fra i discepoli si pone come fulcro della vita di ciascuno. Ricevendo il giogo di Gesù, ogni discepolo entra così in comunione con Lui ed è reso partecipe del mistero della sua croce e del suo destino di salvezza. Ne consegue il terzo imperativo: imparate da me. Ai suoi discepoli Gesù prospetta un cammino di conoscenza e di imitazione. Gesù non è un maestro che con severità impone ad altri dei pesi che lui non porta. Questa era l'accusa che lui faceva ai dottori della legge. Egli si rivolge agli umili, ai piccoli, ai poveri, ai bisognosi, perché lui stesso si è fatto piccolo e umile. Comprende i poveri e i sofferenti, perché lui stesso è povero e provato dai dolori. Per salvare l'umanità, Gesù non ha percorso una strada facile. Al contrario, il suo cammino è stato doloroso e difficile. Come ricorda la lettera ai Filippesi, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e morte di croce. Il giogo che i poveri e gli oppressi portano è lo stesso giogo che lui ha portato prima di loro. Per questo è un giogo leggero. Egli si è caricato sulle spalle i dolori e i peccati dell'intera umanità. Per il discepolo, dunque, ricevere il giogo di Gesù significa ricevere la sua rivelazione e accoglierla. In lui la misericordia di Dio si è fatta carico delle povertà degli uomini, donando così a tutti la possibilità della salvezza. Ma perché Gesù è capace di dire queste cose? Perché lui si è fatto tutto a tutti, vicino a tutti, ai più poveri. Era un pastore che era fra la gente, fra i poveri. Lavorava tutto il giorno con loro. Gesù non era un principe. È brutto per la Chiesa quando i pastori diventano principi.
allontanati dalla gente, allontanati dai più poveri. Quello non è lo spirito di Gesù. A questi pastori Gesù rimproverava e su questi pastori Gesù diceva alla gente: ma fate quello che loro dicono, ma non quello che fanno. Cari fratelli e sorelle, anche per noi ci sono momenti di stanchezza e di delusione. Allora ricordiamoci queste parole del Signore che ci danno tanta consolazione e ci fanno capire se stiamo mettendo le nostre forze al servizio del bene. Infatti a volte la nostra stanchezza è causata dall'aver posto fiducia in cose che non sono l'essenziale, perché ci siamo allontanati da ciò che vale realmente nella vita. Il Signore ci insegna a non avere paura di seguirlo, perché la speranza che poniamo in Lui non sarà delusa. Siamo chiamati quindi a imparare da Lui cosa significa vivere di misericordia per essere strumenti di misericordia. Vivere di misericordia per essere strumenti di misericordia. Vivere di misericordia è sentirsi bisognoso della misericordia di Gesù. E quando noi ci sentiamo bisognosi di perdono, di consolazione, ma di misericordia di Gesù, impariamo a essere misericordiosi con gli altri. Tenere fisso lo sguardo sul Figlio di Dio ci fa capire quanta strada dobbiamo ancora fare, ma al tempo stesso ci infonde la gioia di sapere che stiamo camminando con Lui e non stiamo mai soli. Coraggio dunque, coraggio. Non lasciamoci togliere la gioia di essere discepoli del Signore. Ma Padre, io sono peccatore, sono una peccatrice, ma come posso fare? Lasciati guardare del Signore, apri il tuo cuore, sente su di te il suo sguardo, la sua misericordia e il tuo cuore sarà riempito di gioia, della gioia del perdono, se tu ti avvicini a chiedere il perdono. Non lasciamoci rubare la speranza di vivere questa vita insieme con Lui e con la forza della sua consolazione. Grazie.